Siamo al quartiere San Paolo a Legnano, dove sono finalmente terminati i lavori per la nuova piazzetta della Ponzella, un cantiere travagliato che era iniziato 9 mesi fa e per il quale non sono mancate le proteste dei residenti che vedevano la loro piazza sempre buttata in aria. Il comune ha installato finalmente le panchine in granito e le aiuole, dando alla zona finalmente un aspetto decoroso. Tuttavia il problema adesso è la chiesetta storica, dedicata a Santa Maria Maddalena, che come si può vedere nelle immagini versa in uno stato di grave degrado. A questo scopo una nuova associazione che è stata creata nel quartiere si è prefissa lo scopo di raccogliere i fondi per procedere con un restauro che dovrà essere per forza di cose concordato con la sovrintendenza. Un altro aspetto importante di questa piazza è che con la chiusura al traffico le auto dovranno cambiare totalmente il giro per aggirare via Ponzella e via Abruzzi.